Cari telespettatori, ben ritornati, ben arrivati anche i nostri ospiti, adesso ve li presenterò e vediamo subito il tema di quest'oggi. Parliamo di questioni di confini, di frontiere, di ripercussioni anche di carattere economico, oltre che politico. Sembra che ci siano in atto degli accordi ben precisi, intanto tra Austria e Germania che vanno a braccetto e pari passo, dall'altro con anche altri paesi dell'Europa, per controllare i confini, stiamo parlando di Schengen. E naturalmente il problema sono i migranti che sembra debbano anche aumentare in numero e in proporzione rispetto agli arrivi attuali, in virtù anche delle prospettate migliori condizioni climatiche, quindi favorirebbero gli sbarchi. C'è timore che l'Italia non riesca a controllare i suoi confini, visto che i flussi stanno subendo delle modifiche e conseguentemente l'Europa, in modo particolare anche l'Austria, si è pronunciata in un incontro istituzionale dicendo che l'Italia deve provvedere, se non lo fa nei modi adeguati noi di conseguenza arriveremo ad attuare determinati provvedimenti che possono arrivare sino ad innalzare anche dei confini fisici, delle barriere fisiche. Sono stati scongiurati di recente, però sembra che siano là per essere innalzati. Vero o non vero? Fatto sta che comunque le categorie economiche si sono allarmate moltissimo, in primis gli autotrasportatori, perché il danno paventato potrebbe essere rilevantissimo e lo sentiremo anche da chi li rappresenta qui in studio. La CGIA di Mestre ha fatto anche delle proiezioni di danno economico, il settore commercio e l'annesso settore turismo si è spaventato, non poco, insomma ci sono dei timori perché tutto il meccanismo di Schengen che era stato oliato verrebbe messo in qualche modo in discussione. Allora, chi ha ragione, chi ha torto? L'Italia è lasciata da sola, l'Italia non è sufficientemente preparata, affronta un'emergenza che ormai non è più un'emergenza, chi punta il dito contro, chi invece no. E intanto poi abbiamo Alfano che dice l'Italia non è certo un paese che si fa spaventare da un gabbiotto, quello del Brennero. Ma è un semplice gabbiotto o c'è qualcosa di più dietro queste parole? E intanto la Germania, il ministro dell'interno della Germania dice l'Italia sa che molto dipende da lei e dietro queste parole ci sta tanto e tutto. Io vi presento i nostri ospiti, parleremo proprio di questo. La Regione Veneto ovviamente è una delle regioni che ha maggiore esposizione sia dal punto di vista economico, anche perché poi è molto vicina ai confini e perché è la prima regione d'Italia per indotto turistico e anche per trasporto merci eccetera, e vediamo allora di parlarne con Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico Regione del Veneto, Lega Nord. Grazie di essere qui con noi. Grazie, assessore. Buonasera. Marina Buffoni, assessore al Comune di Padova della con delega alla cooperazione internazionale, Fratelli d'Italia, grazie anche a lei. Buonasera. Bruno Cesaro, progetto nazionale, grazie anche a lei di essere qua, nonché imprenditore settore trasporti, Buonasera. Per cui implicato anche come diciamo aspetto economico e imprenditoriale. Michele Varotto, vicepresidente nazionale Confartigianato Trasporti. Buonasera. Ben arrivato. Elio Dazzo, vicepresidente Confcommercio Unione Venezia. Buonasera. Commercio e servizi e turismo naturalmente. Grazie. Cristina Guarda, consigliere regionale Lista Moretti. Grazie, Buonasera buonasera a a lei. tutti. Jacopo Berti, consigliere regionale Movimento 5 Stelle. Grazie. Buonasera. Giovanna Negro, consigliere regionale Fare. Buonasera. Allora, a casa abbiamo anche un po' le forze misto, abbiamo fatto un misto. Prima di incominciare vediamo un contributo che non è recentissimo, però paventa quella che è una situazione che potrebbe facilmente forse ripresentarsi. Vediamolo insieme. Se ne è parlato per mesi e ieri sono iniziati i lavori per la barriera sul Brennero per impedire in caso di necessità l'ingresso in Austria dei profughi. La barriera sarà lunga 250 metri e probabilmente da maggio bloccherà sia l'autostrada sia la principale strada cittadina. Anche se il blocco è ancora in costruzione, i respingimenti di fatto sono già iniziati. Questo gruppetto di profughi che aveva provato ad attraversare prima a piedi poi in treno è stato bloccato dalla polizia austriaca e portato in gendarmeria. Il Brennero è da sempre la porta per l'Europa. La sua chiusura e l'ingorgo che ne deriverà preoccupano soprattutto per il danno economico. Se noi pensiamo che ogni ora costa 60 euro per un autoarticolato e noi abbiamo circa 8.000 passaggi al giorno, se il trasporto costerà di più sicuramente qualcuno poi dovrà pagarlo. La paura è anche per il turismo transfrontaliero. Lago di Garda, Merano, tutti questi posti di villeggiatura avranno problemi anche loro. C'è anche l'economia locale, quella sviluppata intorno alla zona dell'ex frontiera che ora trema. Quando c'è colonna
chi rientra dalle ferie non si ferma, già tanti clienti adesso arrivano e fa adesso veniamo perché dopo non possiamo più venire perché bloccano tutto. O perché per paura di questi extracomunitari che si fermano qui, anche per le code che ci saranno, un 50% sicuramente della gente non si fermerà più. Col traffico lei ci viene lo stesso qui? No. Incontriamo un italiano trapiantato in Germania. Se c'è coda, logico, non mi sposto alla Germania, è chiaro. Me ne vado da un'altra parte. Con i profughi bloccati sul nostro confine, il rischio è che, anziché centro di turismo e shopping, il Brennero finisca per diventare una sorta di Idomeni italiana. E questi profughi non se ne andranno dalla provincia di Bolzano, perché chi vuole partire e vuole andare in Austria e sa che l'Austria ne accoglie 80 al giorno, se lui è l'81esimo sta attaccato lì. Sicuramente la massa creerà e imporrà comunque una tendopoli che produca quantomeno un primo accoglimento, se così vogliamo chiamarlo. Allora, io vorrei prima incominciare con il Presidente Varotto, quindi stavolta prima le categorie economiche, perché dopo abbiamo le parti istituzionali, politiche, che possono appunto dire la loro. Voi avete fatto un comunicato anche molto allarmante e siete seriamente preoccupati. A, cosa state facendo? B, c'è una reale preoccupazione? Che cosa consiste, numeri alla mano? No, noi abbiamo preso i dati della CGA di Mestre che prende tutti i dati dell'esportazione veneta e nazionale verso il Brennero, quindi hanno fatto dei calcoli se il 25% dell'esportazione passa per il Brennero, nel caso ci siano delle strozzature o dei rallentamenti hanno fatto dei calcoli di costi che possono venire per il manifatturiero italiano o le altre produzioni. E quindi questo ci ha allarmato, ma da trasportatori il problema nostro che ci preoccupa è che inizialmente i costi credo vengono ribaltati sull'autotrasporto, perché inizialmente il cliente non valuta questo problema. E al momento possiamo dire che grossi problemi non ce ne sono, ci sono i controlli che ci sono abituali e quindi stiamo passando, però hanno messo le barriere, hanno messo le strozzature, nel momento che arriva la strozzatura automaticamente, anche perché la direttrice non è che abbia un potenziale di sfogo molto alto, dei rallentamenti ci possono succedere. Quindi secondo tutti i calcoli si è fatto un calcolo medio che può costare intorno ai 60 euro all'ora, ma questo è un calcolo empirico fatto al momento, però ci potrebbero essere tante altre variabili. Ecco, perché almeno il Presidente Curto dice che l'export verso i 7 paesi europei verso i quali si fa il Brennero vale 30.057 milioni di euro, 34,3% del totale Italia. Tanto? Certo, anche perché non vorrei che fosse poi un dazio, un qualcosa che ci vogliono mettere, visto che l'esportazione è aumentata dall'Italia verso... Lei dice lo fanno deliberatamente quasi. Non so, perché qua tutti dicono è un motivo politico, un motivo europeo, sono tutte cose politiche che noi da operatori del settore non le sappiamo. Sappiamo solo che quando è dritto si passa ed è molto più veloce, quando c'è rallentamento ci sono dei costi e quello ci preoccupa, anche perché la direttrice non è, come dicevo prima, non è che si ha uno sfogo molto alto, ci sono due corsie, c'è la parte dei treni che vengono caricati, quindi a 500 circa mezzi all'ora sui 6.000 al giorno, sicuramente anche un rallentamento da 60 all'ora a 30 all'ora produce un incolonnamento. Bruno Cesaro, come la vede anche da imprenditore? Ma io non farei tutto questo allarmismo, cioè, noi i momenti migliori di questo nostro paese li abbiamo avuti quando non solo c'erano le frontiere chiuse per le merci, ma quando c'erano anche le operazioni doganali che adesso non ci sono, cioè, dobbiamo fare un po' di, magari chi ci ascolta non è particolarmente avvezzo a queste argomentazioni perché si parla di, allora intanto l'Austria non vuole chiudere niente, è solamente che l'estrema destra in Austria ha preso il 38% alle ultime elezioni e allora sti qua per fare un po' di propaganda dicono è un governo socialista che ha messo sì, no, ma dicono, ma infatti vogliono rincorrono esatto. A destra, all'estrema destra esatto. E vogliono mettere queste barriere. Poi viene Obama che ha fatto una barriera lunga 1100, un muro, 1100 chilometri fra il Messico e gli Stati Uniti e viene a dire ai nostri pseudo reggitori dei patrii destini che i muri non si fanno, sti qua stanno zitti, lo ascoltano anche, non gli dicono niente, ma il primo anno sono morti 625 messicani sul muro e questo viene a predicarci che non si fanno i muri. Ma a parte questa parentesi che mi permetteva più politica che imprenditoriale,
Già adesso, come diceva il conoscente Varotto, c'è un trasportatore, sì, anch'io lavoro con i camion, no? Il problema nostro dei camionari non è stato che le frontiere sono state velocizzate, e lui lo sa meglio di me. E il problema è che, avendo aperto le frontiere, sono arrivati in Italia i camionisti dell'Est Europa e quello che noi facevamo a 1.000 euro, loro lo fanno a 500 euro. È quello che ha distrutto l'economia anche di questo nord-est. Varotto si ricorderà, eravamo pieni di aziende di autotrasporto qui. Certo. In Trentino Alto Adige vivevano con l'autotrasporto, con il turismo e con qualche altra robetta, con le ceramiche di Thun. Ma voglio dire, da quando sono entrati i rumeni, i polacchi, i cechi, gli sloveni, i bulgari, è quello che ha distrutto, però nessuno ne parlava. Adesso viene fuori che vogliono fare questa specie di retina tipo quelle degli orti, no? E dicono no, ci rovineranno. Ricordo l'ultima cosa, poi mi tacerò per quasi sempre. I migliori, la bilancia commerciale italiana non è mai stata così florida come quando c'erano le frontiere, e ricordo che c'erano le operazioni doganali, e allora sì che si aspettava alla frontiera 1 ora, 2 ore, 3 ore. Da quando hanno aperto le frontiere negli ultimi 5-6 anni abbiamo perso 15 punti di prodotto interno lordo, se tanto mi dà tanto, meglio che mettono i muri veramente dappertutto, che poi hanno anche una funzione diversa, ma qui andiamo nella politica e parleranno gli altri. Dopo vediamo che anche lei può parlare tranquillamente di politica. Certo, ma anche il presidente Varotto, potete pure sbordare. Grazie. Presidente Dazzo. E voi come la mettete col turismo? Noi... Commercio anche, per carità. Commercio e turismo è un problema in più. È un problema in più perché bene ha fatto il trasportatore, scusi, io Cesaro, non ci conosciamo. Cesaro a ricordare che nel Veneto, in Italia, sono arrivati gli altri trasportatori dei paesi dell'est. Ed è quello che è successo nel commercio. In una terra, il Veneto ad esempio, che ha avuto un incremento di aperture di ipermercati, supermercati eccetera rispetto a tutta Europa in maniera abnorme, ci sono state delle aperture abnormi, quindi questo ha penalizzato i piccoli commercianti, il piccolo commercio. Nonostante questo, nonostante la deregulation europea, eccetera, le aperture indiscriminate, eccetera, i nostri imprenditori sono riusciti in qualche maniera a parare il colpo. Quindi questa chiusura delle frontiere, che poi non mi sembra una chiusura dell'Europa nei confronti, ma è uno spezzettamento dell'Europa, perché un conto è se la frontiera è alla frontiera dell'Europa e un conto è fra Stato e Stato, ma comunque questo è un problema politico che risolveranno i politici. Dicevo, noi riusciremo in qualche maniera a parare il colpo. Certo che non aiuta il turismo il fatto degli immigrati, dell'abusivismo e di tutte queste cose. Nonostante questo, il 2015 è stato un anno positivo per il Veneto. Non vorrei che il 2016 fosse una debacle, non tanto per questo, ma per una somma di problemi che magari più avanti potremo anche Voi parlate anche di questioni di sicurezza, di una campagna che sta facendo anche la Germania, inquietante, di paura nei confronti Non c'è ombra di dubbio che la Germania, i grossi gruppi imprenditoriali tedeschi che hanno degli interessi diversi nel mondo del turismo, parlo delle Canarie, delle Baleari, eccetera, hanno interesse a spaventare i nostri clienti tedeschi, germanici, e dirottarli nelle Canarie, eccetera. Ciò nonostante, ricordo che le spiagge del Veneto rappresentano in Italia un'eccellenza importante per quanto riguarda il discorso dei campeggi, degli alberghi e delle spiagge, con presenze di circa 20, 30 milioni, 25 milioni di presenze annue tra Jesolo, Cavallino, Bibbione, Caorle e Chioggia e il Lido di Venezia, chiaramente. Assolutamente. Assessore, tutto converge, poi parliamo anche di attività economiche, di ripercussioni che ci possono essere, dopo andremo anche a vedere anche l'aspetto politico che è strettamente connesso. Allora, l'export complessivo del Veneto, non solo nei confronti dei paesi confinanti, ma complessivamente, cuba 57,5 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di un'entità davvero straordinaria. È quasi il 14% dell'export complessivo del paese
e rispetto al 2014 abbiamo avuto un più 5,3% di incremento. Quindi diciamo che da questo punto di vista possiamo parlare di segnali positivi. Sa, in un momento in cui c'è un dato che c'è da 2 settimane e nessuno ne parla, ed è una cosa che io trovo davvero suggestiva, cioè noi siamo in deflazione. L'Italia è entrata di nuovo per la seconda volta non se ne parla, di 2 anni, siamo entrati in deflazione, che guardi, non serve essere degli economisti per capirlo, la deflazione è il parametro più pericoloso che può avere un'economia, perché ti misura in realtà la capacità economica di quel paese. Ecco, allora, nel momento in cui noi abbiamo un Veneto che nonostante il sistema paese sta dando qualche segnale timido di recupero, nonostante ci sia la deflazione, noi riusciamo comunque a produrre sia PIL che occupazione. Tutti questi elementi sono elementi che disturbano. Poi sono anch'io d'accordo con Cesaro, è più un problema politico, nel senso che di fronte a un'emergenza il politico europeo ha la sindrome da panico e reagisce in maniera scomposta, per cui alziamo muri, questo è quello che succede. Però sono tutti elementi di disturbo, perché già noi abbiamo una crescita di PIL ridicola, perché stiamo qua e facciamo i simposi per dire se è più 0,6, più 0,2, più 0,8, cioè dovremmo dire se è più 10, più 4, più 3, ma non accanirci sullo 0, già siamo in questa situazione. Questi elementi sicuramente non danno una mano in una regione come la nostra che vive di export. Io 2 settimane fa ero a Bolzano per le amministrative comunali di Bolzano e lì ho avuto modo di incontrare, di parlare con gli investitori locali e con gli imprenditori. Cioè, loro sono preoccupatissimi di queste code. Cioè, loro hanno il terrore di queste code perché loro la vivono come un costo finanziario aggiuntivo pesantissimo per le aziende. Non lo so, il dramma vero è che non abbiamo una capacità di reazione di fronte a queste chiusure. Tutti gli altri chiudono e noi rimaniamo con il cerino in mano. Ecco, torniamo su questo aspetto. L'assessore ha accennato a una questione di emergenza, che io proprio parlare di emergenza è come un po' il discorso essere in crisi, dopo 10 anni essere in crisi, mi sembra ridicolo, perché ormai la crisi non dura anche fisiologicamente. L'emergenza, sappiamo che siamo in questa nuova situazione di arrivi, chissà quanto poi dureranno. Però noi come Paese reagiamo, e anche il resto dei paesi, giustamente detto, il resto dell'Europa si terrorizza, alza le barriere, come sempre fosse un'emergenza. È anche un paradosso, quindi le categorie produttive giustamente hanno anche ragione di allarmarsi, perché questi stati reagiscono sempre con stati di panico, quando in realtà ci dovrebbe essere ormai una forma mentis adeguata a un nuovo dato di fatto, no? Sì, che l'Austria abbia ripreso i controlli del Brennero e lo abbia fatto anche senza una chiara opposizione della Germania fa capire benissimo. Anzi, la Germania è d'accordissimo. Appunto, esatto, perché guai l'Austria non l'avrebbe fatto se la Germania si fosse opposta. Sono alleate proprio. E questo fa capire bene come anche l'Italia sia politicamente isolata dal resto d'Europa ed è qui secondo me anche il punto su cui deve essere fatta un'analisi politica di come ristabilire un equilibrio dei Paesi membri all'interno dell'Unione Europea, perché oggi francamente paghiamo il dazio di un'Italia che si fa vedere completamente inaffidabile, di un Renzi e Mogherini che non hanno affatto fatto gli interessi degli italiani fino ad oggi e che francamente gli altri Paesi fanno un po' quello che vogliono e lasciano tutto sulle spalle dell'Italia. Oggi si sta discutendo della bozza di revisione del Trattato di Dublino, dove francamente l'Italia avrà un posto di assoluto incapacità di poter davvero far fronte a quello che ci viene ancora richiesto, e quindi oggi francamente dobbiamo veramente capire l'Italia come si pone all'interno di un equilibrio politico all'interno dell'Europa, perché così non possiamo più accettare questi continui soprusi da Stati che francamente stanno veramente facendo la voce fin troppo grossa. Oggi l'Italia dovrebbe cominciare a riappropriarsi di quella sovranità che noi abbiamo perso già 3 anni fa, ricordando i Marò in India. Oggi l'AIA ci ha dato un po' ragione, però insomma devo dire che da lì abbiamo perso tantissima credibilità e oggi ne stiamo subendo conseguenze gravissime perché perché poi le ondate di profughi
rappresenta saranno per 2 generazioni che avremo i risultati di ondate di profughi nelle nostre città, come infatti volevo dire, lei rappresenta un comune per cui le conseguenze poi vanno nei comuni in primis, al di là di tutto. Certo. Allora adesso sentiamo anche, adesso voi naturalmente, voglio lasciarvi un po' di spazio, per cui andiamo in pubblicità, togliamo gli spot e quando una volta andati abbiamo più tempo a disposizione. Pubblicità, pochi secondi.